giornata si abbatte sulla Marca trevigiana, dalla Castellana alla Pedemontana, chicchi come palline da tennis, danni alle auto e alle coltivazioni. Aumentano furti e truffe agli anziani, sempre più crimini commessi da minori e boom di interventi per codice rosso nel giorno della festa dell'arma, il bilancio dei carabinieri in Veneto da giugno dell'anno scorso. Il rapper Baby Touché immortalato in un video nella piscina comunale di Monselice, aggredisce spintone il gestore, intervengono i carabinieri. È partita la disinfestazione in quartiere San Marco a Bassano dopo che si sono riscontrati 2 casi di dengue in altrettanti residenti tornati da un viaggio all'estero, i pazienti in isolamento. Giorgia Meloni, tra le donne illustri del paese, un opuscolo distribuito in una scuola elementare scatena la polemica Limena, la maestra è propaganda. Sicurezza dei cieli, al 51esimo stormo di Istrana, gli aerei militari di Italia e Svizzera per una esercitazione interforze. Un weekend di gare con le auto storiche nel Trevigiano, il 14 e 15 giugno l'8ª edizione della Marca Classica. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre, lo avete sentito dai titoli, con la nuova ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, in particolare la Marca trevigiana. Chicchi di grandine come palline da tennis hanno provocato gravi danni dalla Castellana alla Pedemontana. A Spresiano un albero a causa del vento è caduto dentro il giardino di un'abitazione. Da Altivola a Riese Pio X, da Montebelluna a Povegliano e Volpago, la Marca nuovamente flagellata dal maltempo e i cittadini tornano a contare i danni. Questa volta non è l'acqua a preoccupare, quanto la violenta grandinata che intorno alle 16 si è abbattuta nell'area della Castellana e della Pedemontana trevigiana. Pioggia accompagnata da forte vento e soprattutto da chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis che non hanno risparmiato auto e coltivazioni. Tante le foto e i video pubblicati dai cittadini sui social e sulla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Molti automobilisti hanno cercato riparo nei sottopassi o sotto le tettoie dei distributori. Chi non ha trovato una copertura ora fa i conti con i danni a fanali, vetri e carrozzeria danneggiati dalla grandine. A Riese Pio X segnalato qualche momentaneo allagamento delle strade causato dai tombini ostruiti proprio dai chicchi di ghiaccio e dalle foglie. Danni anche a Spresiano, allagati alcuni sottopassi, mentre il forte vento ha abbattuto nei pressi del cimitero un platano lungo la Pontebana, caduto nel giardino di un'abitazione distruggendo la recinzione, fortunatamente senza colpire la casa. Divelti anche numerosi cartelli dei cantieri in corso. Così invece si presentavano i campi di mais ad Altivole, devastati da chicchi di grandine grandi come noci. Nel giorno della festa dell'arma, il bilancio dei carabinieri in Veneto, aumentano furti e truffe agli anziani, sempre più crimini commessi da giovanissimi e poi boom di interventi per codice rosso. Aumentano furti, interventi per codice rosso, più 17%, truffe agli anziani e criminalità giovanile. Sono questi i dati che spiccano maggiormente nel bilancio d'attività dei carabinieri in Veneto da giugno dell'anno scorso ad oggi. 145.801 reati che hanno portato a 1.847 arresti e 23.148 denunce. I dati sono stati resi noti in occasione del 211° anniversario di fondazione dell'Arma, un anniversario celebrato in tutta la regione, a Venezia in riva Cadidio, di fronte al bacino di San Marco, sotto una pioggia battente. I furti in Veneto sono stati 72.000, più 7,5%. Le rapine invece sono calate dello 0,2%, sono state 1.100. Ma a destare sconcerto è soprattutto l'aumento del 34% della criminalità giovanile, con un massiccio coinvolgimento di minorenni. 37 quelli arrestati, 1.347 i denunciati.
In provincia di Venezia spicca in particolare il dato sulla violenza di genere. Da inizio anno i carabinieri hanno effettuato 376 interventi, denunciando 169 persone e arrestandone 19 in flagranza di reato, 12 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al di là degli arresti sono aumentati proprio le denunce. Ora questo è un dato che va interpretato. Riteniamo, le nostre analisi ci portano a ritenere che ciò dipenda soprattutto dal maggior ricorso alle nostre caserme. Le vittime si affidano di più e questo ovviamente alza poi i dati. Al momento stiamo gestendo 50 braccialetti elettronici e insomma stiamo cercando di incrementare sempre di più questo servizio. Sul fatto che più che ad un aumento del reato ci si trovi di fronte ad un aumento di denunce da parte delle donne è d'accordo anche la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato. Il voto per il disegno di legge femminicidio è previsto a luglio. Un altro atto di sensibilizzazione e di prevenzione, perché poi irrobustisce il grande tema della formazione degli operatori di diritto, ma non solo. Quindi di nuovo un intervento che lavora sì sulla parte della repressione, ma lavora soprattutto sulla parte della prevenzione, perché il grande tema per combattere la violenza di genere è la parte di prevenzione. C'è poi un altro reato per il quale, secondo la lettura dell'Arma dei Carabinieri, le denunce crescono di pari passo con una maggiore consapevolezza delle vittime: le truffe agli anziani, più 10% su base regionale. Gli arresti sono saliti da 24 a 46, più 91%, le denunce da 133 a 228, più 45%. Il rapper Baby Touché, protagonista nella piscina comunale di Monselice, aggredisce e spintona il gestore. Intervengono i carabinieri. Pomeriggio di violenza, aggressioni, minacce e intervento delle forze dell'ordine nella piscina comunale di Monselice. Il gestore dell'impianto ha pubblicato alcuni filmati in cui si vede il giovane rapper Baby Touché, padovano, classe 2003, che provoca, aggredisce e spintona il gestore facendolo cadere a terra. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri. Tutto sembra sia nato, nel racconto del gestore, dalla richiesta del rapper di non pagare alcuni servizi della piscina, come i lettini. Il gestore, che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso con 5 giorni di prognosi, è stato così aggredito e spintonato a terra e ha poi presentato denuncia ai carabinieri. Il rapper è già stato destinatario in passato di alcuni fogli di via da altre località della provincia di Padova e del Veneto. In un post sui social il gestore spiega di essere stato incerto sul da farsi, ma di aver poi deciso di rendere pubblica la vicenda, mettere tutto a tacere e non dire nulla, o fare denuncia e andare avanti fino in fondo. Si domanda: ho scelto la seconda ipotesi, conclude, denunciando anche pubblicamente quello che è accaduto e anticipando la pubblicazione di altri video integrali. Voltiamo argomento, la macabra scoperta poco dopo mezzogiorno. La vittima, un uomo di 54 anni, sepolto in mezzo ai rifiuti all'interno della propria abitazione. È successo a Tavagnacco, in provincia di Udine. Tragedia della solitudine a Tavagnacco. Da alcune settimane un uomo di 54 anni non dava notizie di sé. Poi, poco dopo mezzogiorno, il giallo risolto. L'irruzione, sfondando la porta d'ingresso, da parte dei carabinieri del radiomobile di Udine, allertati da alcuni passanti per l'odore nauseante uscire da quella piccola abitazione in via Matteotti, incastonata nella centa del borgo rurale. I militari, davanti ai loro occhi, hanno trovato una scena horror. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, ricoperto da una montagna di rifiuti e il fetore irrespirabile. Sul posto celermente i vigili del fuoco con 2 squadre, una volante della questura e il servizio delle pompe funebri per la rimozione della salma. La vittima, Ilario Zuliani, viveva da sola e la morte, sarà l'autopsia a chiarire tutte le dinamiche, potrebbe essere stata causata da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Dopo il nulla osta da parte del magistrato di turno, quel che restava è stato recuperato e portato all'obitorio di Udine in attesa, come detto, dell'ispezione cadaverica.
È partita la disinfestazione in quartiere San Marco a Bassano dopo che si sono riscontrati 2 casi di dengue in altrettanti residenti tornati da un viaggio all'estero. Dengue a Bassano riscontrata in quartiere San Marco in 2 residenti di ritorno da un viaggio in Sud America. I pazienti, che si erano inizialmente recati al pronto soccorso del San Bassiano ancora martedì scorso con febbre e malessere, sono stati valutati e presi in carico dall'unità operativa complessa di malattie infettive. Vista la loro condizione non preoccupante, i sanitari hanno disposto quindi per loro un periodo di isolamento da trascorrere nella loro abitazione e le condizioni cliniche stanno migliorando. Intanto è partita la macchina della prevenzione e gestione emergenza, sono state avviate le operazioni di disinfestazione di tutta l'area, disposte attraverso un'ordinanza specifica a firma del sindaco Finco. La riunione operativa che abbiamo fatto era proprio per il trattamento dell'emergenza e quindi il trattamento delle vie e la gestione dell'emergenza, soprattutto dal punto di vista comunicativo per chi abita lì attorno. Quello che andremo a fare poi nella tarda serata di oggi è proprio il trattamento adulticida, quindi nel raggio di 200 metri da civico a civico stiamo provvedendo a segnalare ai residenti che verrà fatto questo tipo di trattamento per dare il giusto avviso e anche le istruzioni, è il caso di tenere chiuse le finestre durante tutto il trattamento e se poi il giorno successivo qualcuno all'orto va a prendersi la verdura di lavarla bene, perché sono comunque prodotti chimici. Il provvedimento ha lo scopo di eliminare la popolazione di zanzare che in quell'area potrebbero essere potenzialmente vettori della malattia. E ancora Viero ricorda come non sia la prima volta che si presenta un caso di febbre dengue a Bassano. Più o meno nella stessa zona 2 anni fa abbiamo trattato una stessa emergenza, mi pare anche 3 anni fa, la terza volta sostanzialmente che come Comuni di Bassano e ovviamente in sinergia con l'UST trattiamo un caso del genere. E secondo lei il pericolo aumenta di anno in anno? Ma mi pare di capire che la statistica più o meno è la stessa, mi pare che il periodo fosse diverso, forse stiamo in anticipo rispetto agli altri casi, però bisogna dire la verità che rispetto al primo caso che abbiamo trattato il protocollo funziona, ci si è attivati subito, si è rodata un po' la macchina anche organizzativa, grazie anche ai volontari di protezione civile che rispondono sempre alle chiamate, quindi c'è una buona sinergia. Si accende la polemica a Limena tra una maestra elementare e l'assessore all'istruzione. Al centro un opuscolo sulle donne illustri che contiene anche la premier Giorgia Meloni. Scoppia la polemica politica a Limena attorno ad un opuscolo promosso dall'amministrazione e che in questi giorni viene distribuito nelle scuole. L'assessore all'istruzione, Leonora Paccagnella, va nella primaria, racconta ai bambini le storie di 12 donne illustri che hanno segnato la storia del nostro paese e improvvisamente scoppia la contestazione. Tra loro c'è anche Giorgia Meloni come prima presidente del Consiglio donna e una maestra accusa l'assessore di fare propaganda politica. Giorgia Meloni è una donna che ha rotto il tetto di cristallo perché è il primo presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica Italiana e quindi l'abbiamo menzionata insieme ad altre donne che hanno raggiunto dei risultati in politica importanti. C'è anche Tina Anselmi, c'è anche Nilde Iotti con una biografia scritta dettagliata della loro storia politica e dove nessuno ha avuto da ridire. Momenti di tensione tra l'altro davanti ai bimbi, poi tentativo di abbassare i toni. Sono un po' dispiaciuta da quello che è successo, sono sempre qui pronta e disponibile per chiarirci perché io ho massima stima nei confronti di tutte le insegnanti. Raccontiamo storie di donne che hanno fatto la storia, che hanno fatto la differenza, che hanno raggiunto un primato, un risultato. Toni concilianti dunque da parte dell'assessore che però resta convinta della bontà e dell'imparzialità del progetto e ora attende le scuse della maestra. Non mi va molto di rientrare in quello che è successo, evidentemente ha avuto un punto di vista diverso che abbiamo chiariremo, forse è stato interpretato male, io ripeto, sono qui, sono disponibile e aspetto anche delle scuse. Intanto prosegue la distribuzione dell'opuscolo in collaborazione con le scuole, mentre sindaco e assessore tengono la porta aperta per tutti i doverosi chiarimenti. Domenica e lunedì si vota per i 5 referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15 si vota per i 5 referendum abrogativi promossi da CGIL e Più Europa su lavoro e cittadinanza. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni muniti di carta d'identità e tessera elettorale. Ai seggi saranno consegnate 5 schede di colore diverso. In quella verde si chiede l'abrogazione di uno dei decreti attuativi del Job Act che norma le tutele in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 maggio
marzo 2015 nelle aziende con più di 15 addetti. Il quesito, contenuto nella scheda arancione, propone l'abolizione delle norme che fissano un tetto di 6 mensilità per l'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori delle piccole imprese e di 14 mensilità per chi lavora nelle aziende con non più di 60 addetti. Il terzo quesito, scheda grigia, propone l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 che disciplina la durata dei contratti a termine senza causali fino a 12 mesi. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice e subappaltatrice come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è il quarto quesito contenuto nella scheda rossa. Infine scheda gialla con la richiesta di dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Perché i quesiti referendari siano validi è necessario superare il quorum dei votanti del 50% più 1 del corpo elettorale. Andiamo ad Istrana, dove al 51esimo stormo aerei militari d'Italia e Svizzera impegnati per una esercitazione interforze. In volo gli Eurofighter e gli F-35 dell'Aeronautica Militare Italiana assieme agli F-35 della Svizzera e gli F-16 americani, assieme per affinare le attività di coordinamento e favorire uno scambio di conoscenze tecniche. Un'esercitazione importante che arriva in un momento storico internazionale delicatissimo. Alle porte il Medio Oriente in fiamme e la guerra tra Russia e Ucraina. L'Aeronautica Militare e la Forza Armata si prepara costantemente e costantemente garantisce il servizio di sorveglianza del nostro spazio aereo nazionale. Esercitazioni come queste con la SIFEX ci permettono anche di cooperare con paesi che non sono necessariamente nella NATO come la Svizzera, ma che sono dei nostri vicini e si integrano di fatto in maniera molto naturale nel dispositivo che è stato creato per questa esercitazione, ma che è lo stesso che fondamentalmente assicura il controllo dei nostri cieli nazionali ma anche cieli di tutta l'Alleanza Atlantica. Un lavoro che va avanti da anni, spiega il generale Lante, e che assicura la perfetta interoperabilità tra le forze armate. L'importanza è saper garantire questo tipo di integrazione sia qui in questo contesto sia in tutti gli altri contesti in cui le nostre forze armate, l'aeronautica militare e le forze di altri paesi vengono chiamati ad operare. Piloti giovani che devono operare insieme e risolvere situazioni complesse come quelle per le quali ci stiamo addestrando ora, soddisfatto il generale svizzero Merz, che aggiunge: Visto che lo spazio aereo svizzero è limitato, per noi è molto importante poter cooperare con voi come nazione, perché avete delle disponibilità molto maggiori che le nostre, comunque a imparare a cooperare, e soprattutto perché noi abbiamo dei limiti che sono imposti da quello che è il servizio di volo, che non possiamo fare da noi. Per noi l'importante è anche questa collaborazione, poter anche avere delle forze che sono rappresentate dagli americani e da altre nazioni. Fino al 13 giugno le due nazioni opereranno insieme fianco a fianco, studiando procedure e attività nei cieli, i velivoli di forze diverse ma unite dalla stessa consapevolezza: difendere i propri territori. Dagli aerei militari alle auto, quelle storiche protagoniste dell'8ª edizione della Marca Classica. La manifestazione qui a Treviso è una manifestazione molto collaudata e quindi crediamo che potrebbe essere una nuova fase di rilancio, perché la Marca Classica sta diventando un marchio non solo dell'Automobile Treviso ma di tutto il territorio della provincia della Marca Trevigiana. Fiore all'occhiello dell'automobilismo storico in Italia. Torna con la sua 8ª edizione la Marca Classica, in programma il 14 e 15 giugno. Gara di regolarità classica valevole per il
tricolore della specialità con abbinata la versione turistica. L'edizione 2025 è destinata a segnare una svolta nella storia della manifestazione. Vuoi per le regolamentazioni che sono intervenute e quindi un ampliamento della finestra di partecipazione delle varie auto. Prima marca classica per Stefano Torcellan nella duplice veste di neopresidente di ACI Treviso e direttore di gara. Un'occasione per conoscere da vicino la storia dell'automobilismo, ma anche per ammirare le bellezze paesaggistiche della marca lungo il percorso che da Quinto si snoderà a Castelfranco, Maser, Cison di Valmarino, proseguendo nella seconda parte verso Montebelluna e Signoressa prima del traguardo finale. Il tutto preceduto dalla Power Stage del sabato pomeriggio con partenza da Porta Santi 40. La marca classica fa riferimento alle auto che vanno dal 1900 fino al 2000, quindi abbiamo quasi un secolo di modelli da poter proporre agli appassionati e alla cittadinanza. E con queste immagini si chiude la nostra edizione regionale del telegiornale. Vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.